Rieccoci, seconda parte del Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il sindaco di Padova Sergio Giordani. Vedete in grafica i riferimenti con i quali potete interagire con la nostra trasmissione, potete scriverci al 345 334 1171, a disposizione c'è anche la casella email il sindaco risponde @gruppotv7.com. Dicevamo, questa è una puntata un po' particolare perché essendo l'ultima della stagione stiamo con il sindaco Giordani ricapitolando quello che è stato l'ultimo anno di Padova, soprattutto sul fronte delle grandi opere. Un anno iniziato, e non l'ho detto colpevolmente all'inizio trasmissione, iniziato con la sua rielezione. Questo di fatto si va a concludere il primo anno del Giordani 2.0, insomma, perché lei se lo ricorda, perché era un giorno molto particolare quello che l'ha portata a essere rieletto sindaco, era il giorno di Sant'Antonio. Esattamente, me lo ricordo molto bene, anche perché, devo dire, in maniera con un po' di orgoglio sono stato premiato dalla città, perché adesso mi ricordo, non sono montamanti, 58-59%, vuol dire che hanno capito che non solo io ma tutto il gruppo sta lavorando per la città. È un motivo di soddisfazione in continuazione, perché vengo fermato dalla gente, io sento l'affetto della gente, la simpatia, che capiscono che stiamo lavorando per la città. Io sono un civico, lo ricordo per l'ennesima volta, e sono orgoglioso di essere un civico, interpreto spesso e volentieri cose con buon senso. Ovviamente ho bisogno dei partiti, devono sorreggermi, però sono cose che mi emozionano moltissimo. Quando faccio queste cose, mai avrei immaginato un risultato del genere, però è stata una cosa di cui ovviamente sono orgoglioso. Contento. Quando rivede queste immagini a cosa pensa? Lo vedo mia moglie, che è una cosa importante. No, l'ha vissuta in maniera un po' particolare, perché poi è andata alla processione del santo come ogni 13 giugno. È stata una nuova grande. Ho sentito l'affetto della città. È un po' emozionato. Sì, anche adesso. vedere cose del genere, vi garantisco, sono cose che lasciano il segno emotivo, come quando siamo stati a mia moglie, a mia famiglia, che bello. Mia grande famiglia, sono molto orgoglioso, siamo in 10, 3 cani, 10 compreso il sottoscritto, è la cosa più importante della mia vita, è la mia soddisfazione più grande. E dicevamo, sindaco, insomma, che i progetti sono tanti e tra questi, prima della pubblicità, avevamo introdotto il tema della fiera. Durante l'anno c'è stata una notizia che non è stata molto piacevole, con l'ufficialità del fatto che Padova non avrà più auto e moto d'epoca, che si trasferisce a Bologna, però insomma la fiera di Padova anche come struttura proprio, oltre che come contenuto, anche come contenitore cambierà molto, diventerà quasi una cosa a cui non siamo abituati in qualche modo. Diventerà parte della città, siamo fortunati perché è in città, questo è la cosa importante. Chiaramente la fiera ha problemi, nel senso sia con la pandemia, che il discorso dell'elettronica è cambiato radicalmente. Una volta le fiere per esposizione, adesso sono fiere molto settoriali. Se qualcuno segue la stampa, purtroppo tutte le fiere perdono sotto l'aspetto economico molti soldi. Noi abbiamo prima un centro congressi, sta funzionando molto bene, e questo non è merito mio, sono stati negli anni, per cui è stato un continuo di sintesi, si sono messi a fare questo e abbiamo avuto dei risultati, funziona molto bene. Adesso stiamo facendo una gara, meglio, stiamo facendo un'attività di interesse per fare un albergo, e questo lo faremo sicuramente. Poi ancora da definire se faremo o non faremo la musica, sono tanti progetti che sono in ballo. Però la fiera abbiamo una fortuna, è in centro a Padova, e chi va in fiera di solito in centro congressi va a fare 2 passi e arriva al centro a Padova. Il centro congressi va in maniera spettacolare, mai avrei pensato che andasse così bene, onestamente nessuno. È quasi sempre tutto esaurito sul fronte delle date. Tutto esaurito, sotto l'aspetto tecnologico innovativo è la grande, il più d'Italia, sta funzionando bene. Ecco, mancano gli alberghi, infatti spesso e volentieri il centro congressi perde gare internazionali perché manca i posti letto. Garantiscono solitamente che sia all'interno della fiera, difatti sarà fatto un albergo. Poi cercheremo anche altre soluzioni, con l'università, in collaborazione. Importante, adesso una società che rischia di perdere i soldi in prospettiva, bisogna ragionare sotto questo aspetto. Non è possibile
è cambiato il mondo, è cambiato il mondo in maniera totale, le fiere non ci sono più, oppure ce ne sono che funzionano, per carità, funziona a Bologna, funziona a Verona, però anche questi hanno un risultato economico non positivo. Ognuno ha delle fiere importanti, Verona, Fiera dei Cavalli, piuttosto che Vicenza, Fiera dell'Oro. Ad esempio noi abbiamo risultato auto molto d'epoca perché ovviamente con chi utilizzava meglio questa manifestazione ogni anno chiedeva più spazio, non avevamo più spazio, per cui ho tolto collo, vi garantisco che a me piaceva moltissimo questa fiera. È dispiaciuto vedere andare via una fiera così importante? Sì, primo perché riempiva 2 o 3 giorni. Secondo, me egoisticamente piaceva molto, però in questi casi l'aspetto personale non vale niente. Però mi ho trovato in una condizione in cui Baccaglini era contento per lui di trasferirla a Bologna, perché è una città anche importante. Purtroppo l'abbiamo persa, però è una condizione in cui abbiamo portato a casa 5 milioni di socie, metà Baccaglini, metà la fiera. Per cui è stata una soluzione anche sotto l'aspetto economico importante, però di base avevamo bisogno di spazio e noi spazio non ne avevamo più. Diceva Sindaco che siete ancora un po' in dubbio per quanto riguarda l'Arena della Musica, intanto i concerti allo Stadio Euganeo insomma continuate a farli, 3 grossi anche quest'estate, con le solite polemiche sul fronte del campo che viene rovinato, ma insomma è un po'... È vero, l'ultimo concerto ha rovinato il campo, però c'è un accordo già con Zed in calcio Padova in cui viene risoldato completamente il terreno dopo l'ultimo concerto, per cui ci sarà un campo nuovo. Per cui i concerti portano un indotto incredibile, per carità io volevo vedere concerti particolari ma legati alla mia età, però avete visto cosa è successo quando sono venuti Rammstein, si chiama? Rammstein. Incredibile, 45.000 persone che hanno invaso la città in senso positivo, hanno portato economia, turismo, c'è gente è andata a Vicenza a dormire per non trovare più posto, per cui l'aspetto culturale e anche economico di una città passa sì attraverso l'aspetto culturale, siamo Urspitta, bellissima, ma anche solo l'aspetto concerti, vengono da tutta l'Europa, è una cosa importantissima. Mi sa che l'ha capito anche il suo collega Brugnaro, non so se ha visto che a Venezia tra il Parco San Giuliano e Piazza San Marco, anche Venezia vuole rilanciarsi con i grandi eventi. È una cosa importante, abbiamo fortuna, abbiamo Zed, che è il secondo operatore italiano su questo aspetto, primo, adesso non mi ricordo più. E porta concerti a Padova, vuol dire concerti, vuol dire non solo dal Veneto, porta a tutta Italia, dall'Europa, e che vuol dire veramente un indotto importantissimo. E su questo punto di vista perché siete non convinti per quanto riguarda l'Arena della Musica? Io sono convintissimo, però c'è una condizione di sicurezza, dobbiamo stare attenti a questo, per i vigili del fuoco, avere un'onestà, avere centro congresso, Arena della Musica. È un po' difficoltoso, dobbiamo combinare tutte le quante riguardo i tempi e stiamo verificando se è fattibile. Tutti quanti stanno collaborando, io sono grato di questo perché quando collabora università, vigili del fuoco, questura, curia, una città che collabora assieme per fare qualcosa di Padova e provincia di Padova, qualcosa assieme, diventa una città che fa uno sforzo collettivo in interesse di tutti. Questo è bello, non c'è uniti, non c'è una prima donna che dice faccio io, cioè tutti quanti insieme facciamo l'interesse di Padova. E anche in questo caso la fiera è importante, ma io avevo inizialmente un'idea diversa. Quando sono stato eletto sindaco, qualcuno mi diceva ma falla fallire perché ti fai male, sia sotto l'aspetto politico sia sotto l'aspetto economico. Vero. Infatti mi prendo mia responsabilità. Moltissimi mi dicono, lascia stare e falla fallire. Come facciamo a far fallire la sera? Non era nei miei corde. Per fortuna abbiamo avuto la Camera di Commercio che ha aiutato in maniera importantissima. Adesso stiamo assieme a loro, stiamo cercando insieme alla provincia, stiamo cercando di trovare la soluzione definitiva. Non è possibile in prospettiva che Fiera possa perdere 6-7 milioni, vuol dire un debito per la collettività. Dobbiamo trovare una soluzione. Ci stiamo ragionando, stiamo lavorando. E vediamo se la troviamo, anzi la troveremo sicuramente. State puntando, Sindaco, molto anche sulla riqualificazione dei parchi. Allora, gliene dico 2 e mi racconti qualcosina di questi 2. Uno è il Parco Iris e l'altro è il Parco Tito Livio. Non a caso glieli dico insieme, sono anche un po' legati. Iris è spettacolare,
Abbiamo ricevuto anche finanziamenti per l'assessore Bressa, che ringrazio, sta lavorando in maniera con passione proprio per fare questa cosa, e questa è una cosa positiva. Chi va al Parco Iris è quasi triplicato, uno dei più grandi d'Europa, è bellissimo, era già bellissimo, diventa fantastico con le attività, con qualsiasi cosa. Tito Livio, che vuol dire ex Poschetti, siamo più in difficoltà, però avete visto in questi giorni che è cominciato a sistemare la parte pubblica, nel senso siamo riusciti finalmente a mantenere l'aspetto dell'erba, che mi sembra facile, non è così facile, perché quando c'è una gara in corso bisogna stare attenti a non fare certe operazioni per cui diventa pericoloso sotto l'aspetto normativo. Per cui adesso il verde se ne occupa, è messa a posto l'area pubblica, certo, fatta tagliata e viene mantenuta, verso settembre-ottobre sarà seminata con le pendenze giuste, e questo rimane pubblico. Per quanto riguarda le 2 palazzine, dovrà essere prima delle vacanze definitivamente approvato il tutto, per cui imprenditore che io comprendo, perché siamo stati lunghi e deve portare pazienza, è una cosa un po'... Sbuffano un po' gli imprenditori. L'imprenditore, no? Fa fatica a capire, ma anch'io farei fatica a capire in questi casi qua. Però penso che a volte a settembre-ottobre si possa definitivamente cominciare i lavori, per cui un paio d'anni, un anno e mezzo sarà finita. È stata una questione molto, molto delicata. Però ricordo che abbiamo fatto un cambio tra edificare il Parco Iris e consegnare a questo imprenditore le 2 palazzine lì. Molto criticato da tutti, per me è stata un'operazione molto importante e di cui sono soddisfatto, ma ha collaborato tutti quanti in questo senso, tutti quanti è stata nata da Arturo Lorenzoni, che ringrazio perché ha dato un spunto importante, per cui sono soddisfatto, finirà a breve, non le vedo l'ora, anche perché lei ci tiene molto, quelle palazzine non le piacciono, lo sappiamo. Io passo ogni giorno e mi giro dall'altra parte per non vedere, come quando ero all'Interpoltro mi giravo dall'altra parte passando in tangenziale per vedere la torre famosa, non ne potevo più. Per fortuna era stato acquistato. Anche lì avete trovato una soluzione, si è trovata una soluzione. Stanno lavorando, stanno mettendo a posto, ma sono tante cose in cui sento anche mia responsabilità, non come soggetto interessato, ma come soggetto che deve rispondere ai cittadini. Per cui quante cose faremo in questi anni, ma quante cose saranno fatte a seguire, dopo 4 anni non so più sindaco, mi auguro che qualcuno segua, anzi sono certo, per cui nel giro di 6-7 anni poi cambierà in maniera radicale. Pensate solo che le 3 linee tram portano 20 milioni di persone. Non è aspetto politico, vuol dire che non è la qualità dell'aria, il modo di spostarsi, l'urbano è collegato a Vigonzo. Passando per il capoluogo. Ci prendiamo un'altra brevissima pausa, Sindaco, torniamo tra pochissimo con l'ultima parte del Sindaco Risponde.